È vero, la pianura padana non è certo il luogo più salubre, ma questa non deve essere una scusa. La qualità dell'aria che respiriamo dipende anche da noi. Con piccole azioni quotidiane possiamo proteggerci e contribuire a migliorarla. Piccoli gesti che possono fare una grande differenza. Ecco quindi il Comune, l'ARPAV e l'ULSS 6 che suggeriscono ai cittadini come comportarsi. In particolare sullo smog dobbiamo lavorare anche sulla consapevolezza e sui piccoli gesti, perché se sommiamo tanti piccoli gesti, se tutti a casa stiamo un po' più attenti al riscaldamento, magari riusciamo a fare qualche chilometro in meno al mese in automobile, ecco, la somma di questi piccoli gesti poi può dare un importante risultato sullo smog, che è in calo ma non è ancora sufficientemente in calo. Spostarsi a piedi o in bicicletta, attivare il ricircolo dell'aria interna nelle auto, arieggiare gli ambienti di casa, acquistare piante mangia smog come il fico e il filodendro, scegliere con cura vernici e colle per i lavori di casa e poi tenere sotto controllo i livelli di inquinamento. Noi dal canto nostro come agenzia pubblichiamo 3 volte a settimana il bollettino del PM10 che ci rende informati su quali sono i livelli di PM10, ma soprattutto gli eventuali episodi di accumulo in cui le concentrazioni di PM10 sono più elevate. La raccomandazione è quella di riuscire ad avere, diciamo, un po' di attenzione per quella che è la qualità dell'aria, perché varia di giorno in giorno e non è sempre uguale durante i mesi dell'anno.